Grazie e ben ritrovati. Spero di non avervi annoiato, che gli argomenti sono molto interessanti, anche per cercare di capire veramente, di fare un po' di luce, a LED in questa giungla di tecnologia LED. Per cui siamo sempre qui in compagnia del nostro amico Stefano. Stefano, stavamo spiegando ai nostri amici per quanto riguarda il risparmio, Sì. non tanto il guadagno, perché comunque sembra una cosa legata assieme, Sì. ma il risparmio. È mirato al risparmio, sostituisco la vecchia tecnologia con la tecnologia nuova LED e fin qui l'abbiamo capito perfettamente. Non c'è bisogno di stravolgere l'impianto elettrico perché non devono fare assolutamente nulla. No. Questa misura, questa applicazione delle lampade LED è valido sia per quanto riguarda il civile, il terziario e l'industriale. Assolutamente. La classica nostra amica signora Maria non deve fare nulla, deve soltanto sostituire la lampada Assolutamente. e da quel momento inizia già a risparmiare. Il calcolo che abbiamo fatto vedere prima ai nostri amici era riferito a un qualcosa di ipotetico ma reale. Ma reale però era riferito a un commerciale. A un commerciale. Erano valori per un commerciale, dove c'erano 4 tipologie. Noi commerciale più che altro diciamo che siamo in grado di eseguire l'analisi logica dei consumi di un impianto di illuminazione tradizionale, trasportarlo a LED e far vedere al committente, ai clienti a casa, la differenza che c'è tra cosa consumavo prima, cosa riesco a consumare dopo, a risparmiare, quanto mi costa la trasformazione. E quanto ci metto anche e quanto ci metto ad ammortizzare il tutto. Con il risparmio. Per cui un altro messaggio che io vorrei dare, prima o poi è un dato di fatto, prima o poi passeremo tutti alla tecnologia LED. Anche perché le attuali tecnologie verranno presto dismesse per ovvie ragioni. Sappiamo che il costo nudo e crudo in euro, l'energia elettrica, non tende a scendere, ma comunque tende a salire. Con tutti i balzelli che ci sono dietro, senza ombra di dubbio, non voglio entrare nel merito, ne abbiamo già trattato l'analisi del consumo di una bolletta, per cui questo è un argomento che abbiamo già trattato, però l'energia elettrica, Stefano, possiamo dire tranquillamente che è destinata a salire. Fin qua è stato così. Se tu prendi 20.000 euro al mese e te ne tolgono 5, tu sei contento? 5.000 su 20? Su 20? Un po' mi dispiace. Ti dispiacerebbe, è più o meno quello che sta succedendo. Comunque è evidente cosa vuol dire, che se l'energia elettrica ha un coefficiente di costo 1 euro, 2 euro, non so quanti sono, e gli togliamo una percentuale, cosa vuol dire? Cosa voglio dimostrare? Che il costo dell'energia elettrica tenderà a salire perché non possiamo mai togliere, però possiamo lavorare sul consumo. Assolutamente. Non significa spegnere le luci, significa trasformarlo. Se le spegni consumi ancora meno. Ancora meno, però non è quello il nostro obiettivo. Poi magari non vedi proprio bene quello che fai. Non è certamente questo obiettivo. Parlando della ipotetica signora Maria, ma in generale, sostanzialmente Cutex ha tutta la gamma delle attuali lampadine in termini di attacco. Però di scusami forma. se ti interrompo, Sì. ci arriveremo dopo perché voglio dare una dimostrazione ai nostri amici a casa più interessante. Invece quello che voglio dire a te è che, sì, vieni qui di fianco a me, non scappare, stai qui con me, non ti mordo. Cosa vogliamo comunicare? Che la trasformazione abbiamo detto che è per civile, terziario e industriale. Assolutamente. La signora Maria, dopo gli spiegheremo che comunque può tranquillamente trasformare la lampada senza toccarlo, ma dove ci sono i forti consumi? Noi abbiamo dato un messaggio alla civile abitazione che c'è l'obiettivo che si può risparmiare. Poi c'è chi è che consuma molto? Consuma il terziario e l'industriale. Hanno dei consumi molto forti. Per cui che altro messaggio noi possiamo dare al terziario, che sono uffici? Il terziario è gestito totalmente al 100% di uffici, e gli industriali? Ci sono situazioni dove la luce incide anche il 90% del costo energetico totale. Perché magari c'è veramente tanta luce, immaginiamo un negozio di abbigliamento, che ha tanta luce ma ha poco altro. Nei centri commerciali, dove andiamo nei centri commerciali, che hanno sempre acceso, appena arrivano al mattino alle 8 accendono e spengono alle 20 di sera. Assolutamente, il centro commerciale ha dei costi enormi, e in galleria, e dentro i negozi, e nella parte food. Ma se un centro commerciale, un'industria, vuole trasformare il tutto per iniziare ad avere un beneficio, e visto la crisi di oggi, c'è un'operazione, c'è qualche cosa per venirgli incontro? Cioè uno dice, a me piacerebbe trasformarlo, ma non ho 20.000 euro per farlo. Noi abbiamo un'opportunità che si chiama Nolo LED. Bravissimo, non andate via, ci vediamo dopo la rubrica. Ciao, dopo.
Cari amici, utenti, telespettatori, ben ritrovati. Oggi ho scelto un video molto forte e interessante, con molta cautela però. La realizzazione è semplice, ma ci vuole molta cautela. Ve lo trasmettiamo perché l'abbiamo scelto su YouTube, ve lo commentiamo assieme, ma comunque con molta calma, prendetelo con le pinze, è tutto reale, è tutto vero, però bisogna stare molto attenti alla sua realizzazione. Parliamo di una saldatrice. Chiedo gentilmente alla regia di mandare in onda. Ecco, questo è importante, attenzione, vengono utilizzati componenti elettrici ed elettronici. La realizzazione di questa saldatrice viene effettuata tramite un microonde. È una saldatrice il fai da te, è un qualcosa di fai da te, niente di inventato. Però cosa succede? Il nostro amico ha preso un forno a microonde, fa vedere un condensatore, perché all'interno del forno a microonde ci sono dei condensatori, sono carichi di energia, per cui bisogna stare molto attenti, bisogna scaricarli prima. In che modo si scaricano i condensatori? I condensatori si scaricano con delle pinze a becco, pinze normali, ma accuratamente isolate, mi raccomando, isolate, perché anche se voi staccate l'energia, staccate la spina, i condensatori sono carichi, per cui vanno isolati, nel senso che vanno scaricati, scusate. Vedete, lui prende delle pinze a becco, fa vedere che prende le pinze a becco isolate in modo tale da poter scaricare il condensatore. Perché ha aperto il forno a microonde? Perché per il nostro scopo c'è un componente fondamentale che è situato all'interno del microonde. A dire la verità ce ne sono due componenti, c'è il trasformatore e la ventola. Il trasformatore è quello che serve a noi allo scopo per la realizzazione della saldatrice. Viene tolto il secondario dal trasformatore, che sono i fili sottili, vedete quei fili molto sottili. In questo caso si prende soltanto il primario e la parte ferromagnetica. Il primario viene messo all'interno, viene alloggiato all'interno della parte ferromagnetica. In questo caso il trasformatore che è stato eliminato ed viene costruito. Abbiamo costruito soltanto la prima fase. Poi si prendono dei conduttori, quelli solitamente per i cavi da caricabatteria. Questi cavi da caricabatteria fanno un esempio che sono saldanti. Poi cosa succede? Dobbiamo creare il secondario, quello lì è il classico secondario. Prendiamo dei pezzi di filo normalissimi, roba vecchia, li speliamo, li mettiamo tutti assieme e creiamo un unico conduttore di un certo spessore paragonabile a un 20-25 mm di diametro. Perché questo? Perché all'interno di quel conduttore ci passa una enorme corrente, per cui ha bisogno di una sezione molto grossa, anche perché le avete viste delle saldatrici in giro che hanno dei bei cavi belli grossi. Ora il nostro amico vi sta facendo vedere come farlo ad isolarlo, perché non possiamo tenere un cavo così spelato, dobbiamo isolarlo, renderlo isolato, a parte le due teste iniziali, per cui è una specie di un esempio di un termorestringente, in modo tale che viene coperto tutto il filo, col termorestringente, col calore viene ricoperto. Lui però nello stesso tempo, per manovre elementari, che cosa fa? Lo copre con il nastro, 3 rotoli di nastro isolante, e lo ha coperto. Vedete, lui sta creando 2 aspirali all'interno del trasformatore, che quello è il secondario, per cui in questo caso lui ha creato il secondario e lo chiude con il vecchio trasformatore, usando delle fascette nylon. Ora sta creando la sua custodia, la cassetta, che all'interno ci va il trasformatore. Che cos'è? Avete visto che lui ha preso il secondario e l'ha alloggiato all'interno del trasformatore, senza collegare nessun filo e niente, perché vedete, il primario c'è la spina, questo è lo schema elettrico, 2 interruttori, uno per la ventola e uno per il trasformatore. Ecco, in questo caso lui ha creato la saldatrice elettrica. Sta toccando con mano il pezzo di metallo da saldare. Perché? Perché la tensione è bassissima, parliamo di 4 volte, 5 volte, ma con una corrente elevatissima pari a 750-800 ampere di corrente, per cui non succede nulla anche se la tocca con mano, se non il fatto che si scalda.
tiene le pinze per un fattore di comodità, perché sennò non riuscirebbe, però sprigiona una temperatura elevata. Ma non è una questione, non prende la scossa in questo caso. Lui ha creato una saldatrice. Se dovete farlo, i ragazzi qualsiasi, è meglio farlo in presenza di un adulto e che abbia come minimo le nozioni base di elettrotecnica. Sa cosa vuol dire un primario, sa cosa vuol dire un secondario, sa cosa vuol dire una spirale, ha creato 2,5 aspirali. È importante, non fatelo da soli, per chi vuole cimentarsi sul fai da te, e comunque sono apparati elettrici ed elettronici sicuri se stesso, basta conoscerli, però basta un minimo di distrazione che si crea poi un incidente spiacevole, per evitare punti spiacevoli incidenti in presenza di un adulto che è in grado di darvi una mano. Spero che sia stato di vostro gradimento, molto carino, e la fantasia dell'italiano, chiamiamolo così, non è finita, ce ne saranno ancora, è molto bello avere della fantasia. Grazie amici e alla prossima. Grazie amici per essere ancora qui con noi. Abbiamo ancora molti argomenti. Stavamo parlando di Nolo. Stefano, puoi spiegare ai nostri amici in breve cosa significa Nolo? È sostanzialmente una società che permette di sostituire tutte le lampade a costo zero. Esempio, io ho un'industria, sono titolare di un ufficio o un'industria dove sostituire tutte le lampade potrebbe avere un costo pesante sul mio bilancio. Io vengo da voi e vi dico: egregi signori, io ho intenzione di sostituire il tutto, però purtroppo non ho questo tipo di... Voi fate... Nolo LED fa questo, sostituisce tutto e condivide con il cliente quello che è il valore del risparmio, quindi una parte del risparmio diventerà valore di canone di noleggio, d'altra parte rimane in tasca al cliente comunque in come sostanza, risparmio. Se io ipotizziamo che risparmio un coefficiente di 10 all'anno, 5 mi va a me perché vado a risparmiare, 5 va a voi per il nolo delle apparecchiature. Signori, che dire di più? Fra un po' arriveremo a un punto che ve la daremo anche gratis, oddio, però è già quasi gratis, ma... Scherzi a parte, bisogna comunque prendere in considerazione anche questo. In un momento di crisi è un dato certo ed è interessante trovare un'azienda che comunque viene incontro alle esigenze del cliente, ripeto, in questo periodo. Non solo, Nolo LED si occupa anche di tutto quello che è la manutenzione e la tenuta in funzione di tutto il sistema, per cui è tutto valore compreso, aggiunto, sostituendo tutto si va a zero alla manutenzione. Tutto quello che è il far funzionare quelle luci è un problema poi di Nolo LED, non è più del cliente. Non è più del cliente. Il cliente si mette in tasca il 5, famoso su 10, che non ha speso. Non ha speso, per cui tutto quello che è, la differenza viene a voi. E non mi preoccupo se un corpo funziona, una lampada spenta. Ma non solo, non mi preoccupo neanche nel tempo, se la tecnologia dovesse andare avanti, sostituire qualcosa, è un problema comunque di Nolo LED. Andiamo più di così veramente non sappiamo cosa Stefano, fare. Abbiamo già dato delle ottime informazioni. Stefano, spiegaci un po' questo tipo di struttura che è molto carina, molto interessante. È un espositore. È un espositore. Qui abbiamo tutte le lampade a 360 gradi, tutto quello che in teoria possono servire ai nostri clienti a casa. Considera che di quello che è il catalogo QTEX qui c'è forse il 10%. Abbiamo oltre 1400 articoli. Abbiamo dei dati significativi. Però abbiamo, diciamo, le tipologie tipiche che sono il tubo neon, viene sostituito con il tubo LED. Il classico fluorescente che si sostituisce con il tubo a LED. Assolutamente, noi abbiamo 14 prodotti diversi sul tubo LED in base alle esigenze. Molto vasta. Sì, abbiamo tubi per, non so, tubo rosa per i banchi frigo carne, abbiamo tubi bifacciali per le insegne luminose, abbiamo per cui non so, per i macellai, per i fioristi, fiorai, scusatemi, per tante merceologie, diciamo, da questo punto di vista. Abbiamo sostanzialmente il tubo LED sostituibile a quasi tutti i tubi neon esistenti. Un'altra domanda che possono fare i nostri amici a casa è: luce calda o luce fredda? Tutte e tre le gamme, noi abbiamo su tutta la gamma abbiamo 3 tonalità di luce, abbiamo la luce calda, la luce neutra e la luce fredda. Cui sostanzialmente copriamo ogni praticamente per ogni esigenza. Per cui su tutta la gamma. La tecnologia LED è possibile dire che il corpo illuminante esistente non va sostituito, perché ha già previsto tutti gli attacchi possibili immaginari che esistono in commercio. Assolutamente, in più il LED, essendo un prodotto tecnico ed elettronico, essendoci un'elettronica dentro, è universale, quindi va non solo
abbiamo il tipo di lampada e il tipo di attacco, ma abbiamo anche un'universalità di tensione, quindi va sostanzialmente tranquillamente ai nostri amici. In ogni tipo di portalampade, in ogni tipo di corpo illuminante esistente, noi togliamo la lampadina esistente e inseriamo la lampadina LED. Per cui negli uffici possiamo trovare di solito adatti tubi al neon, o quelle classiche, mi viene in mente per dire, non so, le parrucchiere, sì, che hanno dei totem dove sì, hanno i loro prodotti, hanno le loro lampadine che si chiamano dicroiche. Esatto, che noi abbiamo una gamma enorme. Consumano un casino e bruciano di brutto e fanno un caldo enorme. Ma guarda, ti dico, una dicroica normalmente è una 50 watt, noi la sostituiamo con una dicroica LED da 4 watt. Per cui semplicissima, senza modificare l'impianto elettrico, tiri via una e metti l'altra. Né più né meno. Signori, che dire, una semplicità enorme. Gli elettricisti ci stanno uccidendo, cioè voglio dire, se mi beccano mi uccidono, perché gli togliamo via la manutenzione. Però... Non abbiamo deciso noi che il mondo deve andare avanti. È vero. Lui gira comunque. Ci adegueremo. Poi abbiamo degli altri tipi di lampade. Questi sono ad esempio un prodotto che viene utilizzato molto nell'industria, sì, è sempre una lampada a scarica, una lampada a gas che viene sostituita con la tecnologia LED. Tutta la serie a basso consumo, così come la conosciamo, l'abbiamo a luce solo su un lato, luce a 360 gradi. Sì. Abbiamo i vari attacchi, cioè la stessa lampadina può essere attacco PL o attacco I27, non ti vorrei annoiare sulle parti tecniche. No, però insomma, questo significa che la tecnologia LED ha già previsto tutti gli attacchi possibili, senza, ripeto, senza sostituire il corpo illuminante, questa è una cosa fondamentale. Tutta la serie lampade a bulbo, quindi lampade... Per i lampadari, lampada a candela, fare i spot par, oppure le classiche lampade che queste qua non so se ne hai mai avuto a che fare, costano una marea di soldi, durano molto poco. Sinceramente no. Le lampade a gas di quella tipologia, sì, la lampada globo, quella lampada che ci mette tanto ad accendersi e ci mette un po' anche a spegnersi, e dura non troppo rispetto a quello che costa. Diciamo che quasi a parità di spesa noi andiamo sul LED che dura 20 volte di più e quando lo accendo, se posso accendere, quando lo accendo è immediato, cioè guardiamo ad esempio questa lampada qua, la globo, io spingo l'interruttore e io ho la luce immediatamente. E vediamo già anche le due tipologie. Le due tonalità, luce calda e luce fredda. Vedete signori, non so se riuscite, questi sono già le due tonalità, questa è una luce calda e questa è una luce fredda sulle tipo. Naturalmente è a colpo d'occhio visibile. Poi ci sono questi che sono delle lampade veramente, da vedere sono anche carine. Queste sono lampade ad alta potenza, sono per le armature stradali, quindi illuminazione pubblica dei giardini o delle strade, o per illuminazione sempre industriale, non so se hai presente quei grandi palfoni che ci sono appesi a 8 metri d'altezza. Per cui possono avere un'illuminazione perimetrale di una 360 gradi o artigianale. Sì, andiamo su con le potenze qua. Sì. Ed è una caratteristica di Cutex dove partiamo dai 3 watt della lampadina per la signora Maria, questa signora Maria che continua a seguirci. Ci ha seguito all'inizio, ci segue fino al signor Giovanni che invece ha un'industria e ha bisogno e ha lì lampade da 2, 3, 4, 500 watt. Faccio un esempio dei fari, ad esempio i proiettori, noi arriviamo a sostituire proiettori fino a 2000 watt. Sì. Ok, perché abbiamo una gamma di proiettori che parte dal 10 e arriva al 200 watt, 210 watt. Abbiamo un altro tipo di proiettore che qua per ragioni di spazio non abbiamo portato, che arriva fino a 600 watt. Ad esempio campi sportivi. Quelli sono adatti per i campi sportivi, naturalmente. Oppure anche grandi rotonde, dove l'illuminazione viene mandata da un lato sulla rotonda stradale. Diretta. Sì. E anche questo sono soggetti alle leggi del risparmio, naturalmente. Assolutamente. Assolutamente tutta questa parte. Considera che se io risparmio, cioè se 50 li faccio diventare 4 qua, considera cosa succede quando 2000 li faccio diventare 200. Lì si nota tangibile che entra poi il discorso del nolo. Lì si nota minuto per minuto per minuto. Ascolta Stefano, diamo un altro dato tangibile ai nostri amici. Potremmo far toccare con mano la differenza che c'è tra una vecchia tecnologia e nuova a livello di risparmio di consumo? Purtroppo sì, ho portato una valigia, purtroppo non abbiamo la vecchia tecnologia. Cioè, non abbiamo la vecchia tecnologia, però facciamogli capire più o meno di che cosa stiamo parlando. Qual è anche lo strumento che normalmente utilizziamo. Praticamente è una valigia che ha tutta una serie di attacchi dove io inserendo un consumo, una lampada, accendo una lampada, ho un display A, un display B, lui mi fa i calcoli in base alle ore che io ho programmato, mi fa i calcoli annuali di quanti kilowatt consumo e di quanti euro spendo. Giusto per dare un'indicazione ai nostri amici.
Qui entriamo nel professionale, cioè quello che noi diciamo alla signora Maria, che noi entriamo in casa... La signora Maria questa non la compra. No, no, ma questo forse non la comprerà neanche l'industriale. Perché? Perché va interpretata, è una classica dimostrazione che i dati che noi diamo alla signora Maria a casa sono dati certi che li prendiamo da strumenti di misura, in modo tale da dire: facciamo una prova della vecchia tecnologia quando mi consumi, installiamo la nuova tecnologia e facciamo una comparazione. Per cui questo è quello che io volevo farvi toccare con mano a livello tangibile, al di là dei numeri e calcoli. Qui sono strumenti di misura professionali che è impossibile sbagliarci, per cui inseriamo la vecchia lampadina e inseriamo la nuova e i dati certi ci sono, per cui quando si fa un calcolo al risparmio energetico, questo è uno strumento professionale che è in grado di dirci all'istante la differenza che c'è tra il nuovo e il vecchio. Ho visto che hai inserito una... Sì, per far vedere che poi inserendo la lampada, adesso la tengo coperta perché altrimenti le telecamere poi la luce dà fastidio, lui mi va a dare dei valori. Questo è un 4 watt. Un 4 watt è il consumo reale della lampada, e su base annua mi dice quanti kilowatt mi consuma. Ecco, considera che, siccome questa è una lampada che abbiamo un rapporto 1 a 10, qua mi dice che io sto consumando 15 kW in un anno. In un anno. Ok, se questa lampadina non l'avessi sostituita con la LED, avessi lasciato la vecchia di Croica, da 50 watt, da 50 watt, quindi 10 volte tanto, 15 kW ne avrei pagati 150 di kilowatt. Questo è già un esempio a colpo d'occhio, signori. Io spero di non avervi annoiato. Caro Stefano, vieni pure di fianco a me, che salutiamo i nostri amici. Spero che sia stato di vostro gradimento. Cerchiamo sempre di darvi informazioni utili, specifiche nel settore. Che dire di più? Passate la nostra tecnologia, tutto il resto speriamo di essere stato di vostro gradimento. Stefano, ti ringrazio della tua cortesia e spero di avervi ospiti qui da noi. Grazie e saluto a tutti. Grazie a Giuseppe e grazie a tutti voi che ancora una volta avete scelto di stare in nostra compagnia qui a Diffusion. Vi ricordo come ogni venerdì che se avete perso qualche puntata di Diffusion, niente paura, potete rivederla in replica tutte le volte che volete sul nostro canale di YouTube, quello di TV. E ancora, seguiteci sulla nostra pagina Facebook per avere anticipazioni dietro le quinte e curiosità della nostra emittente e dei nostri programmi. Non mi rimane a questo punto che darvi appuntamento a lunedì con Chic Chat. Ospiti avremo Elina Nanna, la conoscete di sicuro, è la conduttrice delle cantine di Platone ma è anche una bravissima attrice, e Cristian Pozza. Non sapete chi è? Lo imparerete presto. Lui è un PUA Training, ossia un peak training, vale a dire insegna ai ragazzi come rimorchiare. Ma secondo voi è riuscito a rimorchiare noi chicks? Lo scoprirete lunedì, non mancate!